Sì, andiamo. Buongiorno a tutti, buongiorno in sala, buongiorno da casa, buongiorno a chi è in malattia, chi non è potuto venire, un fraterno saluto da parte nostra e di buona guarigione. Oggi iniziamo questo culto con due versetti, dal Salmo 30, versetto 11 e 12. Tu hai mutato il mio dolore in danza, hai sciolto il mio cilicio e mi hai rivestito di gioia, perché io possa salmeggiare a te senza mai tacere, o Signore, Dio mio, io ti celebrerò per sempre. Amen. Mi sono concentrato su una parola, cilicio. Quando il salmista dice il mio cilicio, allora mi sono documentato un po'. E possiamo anche vedere un'immagine sullo schermo. Questo era il cilicio. Anticamente era un tessuto di peli di capra o di cammello in uso anche fra i soldati dell'esercito romano. A scopo ascetico questa stoffa veniva indossata a immediato contatto con la pelle nuda, quindi faceva male, come viene frequentemente attestato nella Bibbia, nella quale traduzione abituale di cilicio è sacco. Dopo la venuta di Cristo, l'uso del cilicio si estende rapidamente anche fra i cristiani, nel popolo di Israele. Aveva varie finalità, si poteva indossare per varie cose. Per lutto, per esempio, anche Giacobbe, quando riconosce la veste insanguinata del figlio Giuseppe, vediamo proprio che dice che indossa questo sacco. Per penitenza, per ottenere il perdono divino, eccetera, eccetera. Per supplicare l'aiuto divino anche in momenti di grave pericolo. Ognuno di noi è cinto da dolori. Ognuno di noi ha un sacco addosso a volte. A volte sei con questo sacco e non lo sai. Non riesci a liberarti di questo sacco, ma come dice il salmista, tu riesci a trasformare il mio cilicio in gioia. E il Signore può farlo oggi. Io ti chiedo di innalzare il nome del Signore con questi due canti. Deve nascere un canto, dice il primo titolo, deve nascere un canto nel tuo cuore. Dopo che è nato questo canto potrai dire al Signore, grande in forza. Alleluia, facciamolo in piedi, anche tu da casa, alzati in piedi.
Alleluia. Alleluia, cantate al Signore oggi. Signore, fai sì che nasca un canto nel cuore di chi ci ascolta, nel cuore di chi è in sala, Signore, perché sei grande in forza, sei grande in Sion, Signore, in battaglia hai vinto già, Signore. Tu hai vinto la battaglia della morte e noi abbiamo vinto con te, alleluia, Signore. Abbiamo vinto con Gesù nostro Signore. Noi vogliamo ringraziarti anche perché oggi possiamo godere di questa bellissima giornata. Oggi c'è sole, c'è quella luce. E tu, Signore, sei la luce, Signore. Tu sei la parola. Tu
Tu sei la salvezza, tu sei il nostro creatore, Signore. Hai trasformato il cilicio in gioia. Amen. Dal Salmo 46 leggiamo questi 11 versetti assieme e dicono così: Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò non temiamo se la terra è sconvolta e se i monti si smuovono in mezzo al mare, se le acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano, facendo tremare i monti. C'è un fiume, i cui ruscelli rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Dio si trova in essa, non potrà vacillare, Dio soccorrerà al primo chiarore del mattino. Le nazioni rumoreggiano, i regni vacillano, egli fa udire la sua voce, la terra si scioglie. Il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Venite, guardate le opere del Signore, egli fa sulla terra cose stupende, fa cessare le guerre fino all'estremità della terra, rompe gli archi, spezza le lance, brucia i carri da guerra. Fermatevi, dice, e riconoscete che io sono Dio. Io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra. Il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe, scusate, è il nostro rifugio. Viviamo nell'epoca dove si parla di contributi a sostegno della famiglia, no? Li conoscete questi contributi, no? Tutti forse state facendo delle domandine adesso. Per cosa servono questi contributi? No? Per affrontare le spese del caro energia. Si parla di aiutare le famiglie in difficoltà, le famiglie numerose. Dio invece è sempre pronto nelle difficoltà, come dice i primi versetti, amen. Ha sempre un contributo a favore delle famiglie, ha sempre un contributo a favore dei singoli e non devi compilare nessun modulo, sai? Basta accettarlo nel tuo cuore. Dal versetto 2 al versetto 3 si parla di non temere nulla. Analizziamo questo salmo. Dal versetto 4 al versetto 6 invece si parla del regno di Dio. Che regno è? Vediamo. È un regno che non potrà vacillare. È un regno quindi che non potrà perdere l'equilibrio. Mentre gli altri regni della terra non sono stabili, lo stiamo vedendo adesso, no? Perdono l'equilibrio facilmente. E qualcuno perde anche la testa. Dal versetto 7 al versetto 9 il salmista descrive le opere del Signore e invita i fedeli ad osservare queste opere, perché queste opere del Signore sono visibili. E dal versetto 10 al versetto 11 siamo invitati a glorificare Dio. Perché? Perché è il nostro rifugio. Amen. Quindi volgiamo lo sguardo verso il Signore, tutti, sia voi qui che voi da casa. È verso di te che guardo, Signore.
Gesù, la mia vita a te, è verso di te che guardo, Signore. Aiutami a camminare sempre con coerenza con te, Signore. Di te parlerò, Signore, per l'eternità. Di te parlerò, Signore. Non so quando, non so come, ma ti prometto che di te parlerò, della tua salvezza, della salvezza che può raggiungere tutti, Signore. Io ti prometto che di te continuerò a parlare finché tu mi lascerai la voce per parlare, il pensiero, per essere lucido. E tu questo me lo lascerai per l'eternità, Signore, perché anche quando ci saranno delle criticità, tu sarai con me, Signore. Di te parlerò, Signore. Amen. Amen. Signore, parleremo perché tu hai parlato. Alleluia. Hai parlato nella creazione, hai parlato di questa sua bellezza che anche oggi ci riveste, ci dà una forza e uno stimolo, Signore, per vivere questa giornata, ma soprattutto hai parlato in questa rivelazione speciale che troviamo nella rivelazione del Signore Gesù. Pertanto, Signore, parliamo oggi, potremo parlare ogni giorno della nostra vita perché tu hai parlato e in questo ti adoriamo perché ti sei rivelato a noi nel nome di Gesù. Amen. Amen. Grazie Signore che possiamo donarti questo giorno, da che ti abbiamo donato la nostra vita, Signore, possiamo donarti ogni giorno perché tu hai donato la tua vita in Gesù Cristo per noi, altrimenti non avremmo avuto speranza. Per questo io ti lodo nel tuo santo nome. Amen. Signore Gesù, grazie perché hai donato la tua vita a noi, Signore, grazie perché sei morto sulla croce, grazie perché hai versato il tuo sangue, grazie perché hai fatto di tutto con l'unico obiettivo di amarci e di donarci la vita eterna insieme a te e di toglierci da quel peso che c'eravamo messi addosso. Signore, abbiamo cantato parole pesanti, Signore, abbiamo detto che vogliamo donare la nostra vita a te, Signore, Sì. fai sì che queste parole si possano concretizzare, darci la forza, la saggezza, inondarci con la tua potenza, per far sì che ognuno di noi nel nostro piccolo, con le nostre piccole forze, con i nostri piccoli doni possiamo, Signore, servirti, secondo quello che tu vuoi per noi, Signore. Grazie perché ci sta insegnando di non volgere lo sguardo a quello che c'è nel mondo, che è qualcosa di corruttibile e finito, ma insegnaci sempre di più a volgere lo sguardo verso di te, che è qualcosa di non corruttibile e infinito. Grazie. Amen. Nel tuo santo nome. Amen. Io ti celebrerò con tutto il mio cuore, davanti ai miei dei salmeggerò a te, adorerò rivolto al tuo santo tempio e celebrerò il tuo nome per la tua bontà e per la tua fedeltà, perché tu hai reso grande la tua parola oltre ogni fama. Nel giorno che obbederò a te, tu mi hai risposto, mi hai accresciuto la forza nell'anima mia. Salmo 138, versetti da 1 a 3. Grazie caro Padre, perché vogliamo adorarti, benedirti. Grazie perché possiamo venire alla tua presenza in virtù di quel sangue prezioso che il Signore Gesù ha sparso per ognuno di noi in questo dono di grazia, Signore. Perciò grazie per la forza che ci dai ogni giorno, grazie per ciò che tu sei, per la tua fedeltà, per la tua bontà, per il tuo amore infinito, Signore. Ti benediciamo questa mattina e ti adoriamo perché ne sei degno, Signore. Grazie per aver pagato al posto nostro il debito che aspettava a noi pagare. Grazie che ci hai riscattati dal regno di tenebre per trasportarci nel tuo regno, un regno stabile, un regno che durerà per
Amen. Sì, Signore, anch'io voglio ringraziarti perché la tua presenza nei nostri cuori è così grande, così forte, che ci mette una serenità e gioia nel poter andare a parlare di te, Padre. Parliamo in modo come tu vuoi, Signore. Usaci il più possibile, facci sentire membri di te, Signore. Grazie perché siamo sicuri di aver creduto nell'unico vero Dio esistente nel mondo, Amen. Signore. Noi siamo qua con felicità nel cuore, oggi siamo qui solo a ringraziarti, non a chiederti sempre cose, Signore, ma a ringraziarti. È il giorno tuo, Signore, noi siamo qui insieme a lodare e a gridare a te, Padre Santo. Nel nome tuo noi lodiamo anche Gesù Cristo. Amen. 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 Tutto è vanità. Io ti ringrazio, Signore, perché in questo mondo così triste, così pieno di problemi, Sì, sì. in cui le persone pensano di costruire imperi, fondando soltanto sulle proprie forze quello che costruiscono, non sanno, non si rendono conto che non resterà pietra su pietra. Solo le tue parole resteranno, Signore, perché tu l'hai detto. Gesù Cristo è venuto a dare un senso alle nostre vite, è venuto a dare una direzione, la tua, l'unica, Padre. Tutto il resto gira a vuoto, gira in tondo, in modo folle, in modo perverso. Tanti, troppi, schiacciano i propri fratelli, non guardano in faccia a nessuno, ma tu, Signore, tu ci hai dato il senso di ogni cosa, tu ci hai dato luce, direzione, chiarezza. Io ti ringrazio per questo, Signore, ti ringrazio e voglio chiederti di accoglierci sempre, di tenderci sempre la mano, di tenderla a chi volge lo sguardo verso di te, a chi ti cerca. Troppi non ti cercano, Padre, e questo dà tanto dolore, mi dà tanto dolore, ci dà tanto dolore come Chiesa. Aiutaci, Padre, siamo così immaturi, così infantili. Cos'è l'uomo perché tu te ne prenda cura? Continua ad aver pietà di noi, Padre, continua ad aver misericordia. Te lo chiedo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen. Signore, in questo mondo difficile ti chiediamo di aiutarci, Signore, a tenere anche e sempre lo sguardo fisso su di te, Signore. Non è facile, siamo sempre distratti dalle cose di questo mondo, dalle notizie che ci circondano e ci accadono, Signore. Ma tu insegnaci ad avere più fede, Signore. Dacci più fede, Signore. Alleluia. Amen. Che cos'è Dio per noi? Piccolo o grande? Non ho sentito. Grande. Dio grande Dio.
il tempo è in mano a te, eterno senza età, principio e fine sei, principio e fine sei, Padre, Figlio e Spirito, sovrana Trinità, il leone e l'agnello, il leone e l'agnello, grande Dio, grande Dio, grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Tutto sei per me, tu sei degno di lode, il mio cuore canta a te, sei grande. Tutto sei per me, tu sei degno di lode, il mio cuore canta a te, sei grande. Grande Dio, canta che tu grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Grande sei Dio, Dio grande. Signore, voglia tu benedire il fratello Vito che ci porterà la parola tra qualche minuto. Grazie, Signore, per quello che hai voluto mettere nel suo cuore e quello che ascolteremo, Signore. Grazie per gli insegnamenti continui che ci dai tutti i giorni e anche la domenica, Signore. Lode e gloria al tuo nome. Amen. Quindi il fratello Vito per la predicazione, poi i bambini delle classi. Buongiorno a tutti. La prima parte della riunione è stata una parte in cui io ho sentito veramente come la parola di Dio sia latte e miele, meglio che non una stupenda giornata in questo mattino primaverile in montagna. Migliore ancora, si parlava sulla porta con uno di voi su questo fatto. Sarebbe bello, no? Diceva qualcuno di voi, essere in montagna, è vero, però noi questa mattina, se stiamo attenti, siamo veramente in una montagna spirituale, stiamo guardando una grande pianura carica di benedizioni, quelle che il Signore ci dà ogni giorno, non soltanto in una domenica di sole. Preghiamo. Lode a te, o Signore, perché tu sei veramente il latte e il miele. Lode a te, Signore, perché la tua parola è latte e miele. Insegnaci, Signore, ad essere sempre più attenti alla tua parola, sempre più solleciti agli insegnamenti che vengono. Oggi leggeremo ancora prima Timoteo e al capitolo 5 troveremo tanti insegnamenti, Signore, tante sollecitazioni che tu ci dai. Sia benedetto il tuo nome, Signore, perché tu ci solleciti, tu ci insegni, tu ci ammonisci, tu ci guidi, tu ci induci a vigilare su noi stessi, sugli altri.
Lode a te, o Signore, nel nome di Gesù Cristo. Dunque la prima lettera di Timoteo che stiamo esaminando insieme è composta di 6 capitoli nei quali c'è una sollecitazione alla vigilanza. Il giovane fratello Timoteo viene indotto da Paolo, che è l'autore di questa lettera, a vigilare sulle false dottrine e a mettere a tacere chi insegna male. Efeso è la città nella quale vengono dati questi consigli e a Efeso purtroppo è accaduto che poi sono emerse anche delle dottrine non vere, quindi la sollecitazione di Paolo era più che opportuna. E nonostante l'impegno di Paolo e di Timoteo, dopo per esempio a Efeso è sorta una credenza che Maria, la mamma di Gesù, la santa mamma di Gesù, colui che lo ha partorito per opera dello Spirito Santo, non dimentichiamolo, colei che ha detto io sono la serva del Signore. E a Efeso si dice, è stato scritto da alcuni filosofi, teologi, chiamateli come volete, che Maria è salita al cielo, contraddicendo quello che dice la scrittura, che solo Gesù Cristo è salito al cielo. A Efeso è stato scritto c'era la casa di Maria, e da Efeso la casa di Maria è stata presa dagli angeli che l'hanno trasportata a Loreto, una bellissima cittadina, tra parentesi, nella zona di Ancona. E quindi ecco che la vigilanza era più che opportuna come richiamo, ma la prima lettera a Timoteo, oltre che indurre a vigilare sulle false dottrine, sollecita anche a vigilare in suppliche e preghiere, e induce a vigilare sui diaconi, sui vescovi prima, in ordine, prima parla dei vescovi e poi dei diaconi, vi ricordate che l'abbiamo trovata, no? E a vigilare su se stessi, perché noi tutti dobbiamo vigilare prima di tutto su noi stessi. E quindi potrebbe essere proprio questo un titolo, che questa è la lettera della vigilanza. Se volete lo mettiamo anche online il titolo, se volete, se no lo richiamo io, la lettera della vigilanza. E ora con il capitolo numero 5 ci troviamo al capitolo dell'esortazione, potremmo anche dare questo sottotitolo, la vigilanza e l'esortazione. E vigilare ed esortare è anche un po' il senso di tutto il capitolo 5. Una lettera dunque che induce alla vigilanza e un capitolo che induce all'esortazione. Magari, ecco, questi sono i titoli che compaiono: la lettera della vigilanza, la sollecitazione a vigilare dunque, e l'esortazione a pregare, ad essere attenti ai più ampi aspetti della vita comunitaria, della vita di questa Chiesa, l'esortazione. E adesso chiedo se può essere messo in onda il testo appunto del capitolo 5, che ci parla in questo modo: non riprendere con asprezza l'uomo anziano, ma esortalo come si esorta un padre, i giovani come fratelli, le donne anziane come madri, le giovani come sorelle, in tutta purezza. Onora le vedove che sono veramente vedove, ma se una vedova ha figli o nipoti, imparino essi per primi
a fare il loro dovere verso la propria famiglia e a rendere il contraccambio ai loro genitori, perché questo è gradito davanti a Dio. La vedova, che è veramente tale e sola al mondo, ha posto la sua speranza in Dio e persevera in suppliche e preghiere notte e giorno. Ma quella che si abbandona a piaceri, benché viva, è morta. Anche queste cose ordina perché siano irreprensibili. Se uno non provvede ai suoi, e in primo luogo a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede ed è peggiore di un incredulo. La vedova sia iscritta nel catalogo quando abbia non meno di 60 anni, quando è stata moglie di un solo marito, quando è conosciuta per le sue opere buone, per aver allevato figli, esercitato l'ospitalità, lavato i piedi ai santi, soccorso gli afflitti, concorso a ogni opera buona. Ma rifiuta le vedove più giovani perché quando vengono afferrate dal desiderio, abbandonato Cristo, vogliono risposarsi, rendendosi colpevoli perché hanno abbandonato l'impegno precedente. Inoltre, imparano anche a essere oziose andando attorno per le case e non soltanto a essere oziose, ma anche pettegole curiose, parlando di cose delle quali non si deve parlare. Voglio dunque che le vedove giovani si risposino, abbiano figli, governino la casa, non diano agli avversari alcuna occasione di maldicenza. Infatti già alcune si sono sviate per andare dietro a Satana. Se qualche credente ha con sé delle vedove, le soccorra. Non ne sia aggravata la Chiesa perché possa soccorrere quelle che sono veramente vedove. Gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Infatti la scrittura dice: non mettere la museruola al bue che trebbia, e l'operaio è degno del suo salario. Non ricevere accuse contro un anziano se non vi sono 2 o 3 testimoni. Quelli che peccano riprendili in presenza di tutti, perché anche gli altri abbiano timore. Ti scongiuro davanti a Dio, a Gesù Cristo e agli angeli eletti di osservare queste cose senza pregiudizi e di non fare nulla con parzialità. Non imporre con troppa fretta le mani a nessuno e non partecipare ai peccati altrui. Conservati puro, non continuare a bere soltanto acqua, ma prendi un po' di vino a causa del tuo stomaco e delle tue frequenti disposizioni. I peccati di alcune persone sono manifesti prima ancora del giudizio, di altre invece si conosceranno in seguito. Così pure tutte le opere buone sono manifeste, e quelle che non lo sono non possono rimanere nascoste. Questa è la parola di Dio. Amen. Dunque, non riprendere con asprezza l'uomo anziano, ma esortalo. Esortare. Timoteo è esortato a ricordare che bisogna esortare. Esortare l'uomo anziano, che non vuol dire non riprenderlo. Se ha commesso un errore va ripreso, ma bisogna riprenderlo con spirito di amore e soprattutto non con asprezza. Esortare l'uomo anziano come padre, ma vedete, bisogna riprendere ed esortare sempre tutti coloro che hanno bisogno di essere ripresi ed esortati. E allora i giovani, sta scritto, come fratelli, le donne anziane sono madri, le donne più giovani sono sorelle, padre, fratelli, sorelle, madri. La Chiesa è una famiglia e la famiglia non si abbandona mai. E chi abbandona la famiglia
deve fare i conti con Dio, non con me, deve fare i conti con Dio. Il senso della famiglia spesso ritorna nella scrittura, ma comunque ritorneremo su questo concetto e andiamo a vedere che cosa il Signore fa scrivere all'autore di Levitico al capitolo 19 al versetto numero 32. Alzati davanti al capo canuto, onora la persona del vecchio e temi il tuo Dio. Io sono il Signore. Guardate come c'è un'equivalenza tra l'alzarsi, naturalmente ha un significato molto, molto simbolico, nel senso che bisogna avere questo rispetto, no? Onorare la persona del vecchio è un atto che induce a capire che tu stai temendo il Signore. Appunto, ripeto, non è scritto non riprendere, è scritto di riprendere senza asprezza, ma con purezza. Avete osservato che la parola dice in tutta purezza? E questa purezza vuol dire proprio che bisogna essere puri dentro, perché io posso riprendere con dolcezza. Io che ho fatto il mestieraccio, come voi sapete, ho spesso ripreso i ragazzi, perché ovviamente siamo in una comunità dove noi abbiamo questo ruolo come insegnante di riprendere i ragazzi. E qualche volta li ho ripresi anche con molto rispetto formale, ma dentro di me li avrei voluti mangiare vivi. Ecco, sarebbe stato meglio che non fosse successo neanche, sì, così non si fa, e dentro di te stai ruggendo come un leone, no? E sarebbe stato meglio che anche a scuola ci fosse stato questo atteggiamento di purezza, ma soprattutto non può non esserci nella famiglia spirituale. Quindi io non posso dirti, caro fratello, questa cosa qui non va, questa volta hai fatto male, era meglio se avessimo fatto così. E dentro di me invece ho un magone che vorrei mangiarti. Ecco cosa vuol dire riprendere con purezza. Riprenderti dicendoti veramente intimamente: guarda, io non sono d'accordo su questo, perché tu facendo questo sei venuto meno al rispetto nei confronti miei, nei confronti della comunità. Te lo posso dire, può succedere, però devo essere assolutamente libero all'interno di riprenderti con una dolcezza interiore veramente tale, non finta, perché fintamente io posso fare sorrisi a tutti e dentro di me sto maledicendo. È questo che vuol dire l'Apostolo, secondo me, con questo non, con purezza di intenti. E allora ecco, riprendere sì, ma con purezza. Il modo è il problema, dunque. Fratelli, dice Galati al capitolo 6, versetto 1, se uno viene sorpreso, eccolo qui, in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Bada bene a te stesso, che anche tu non sia tentato. Cioè, devi stare attento, perché anche tu vai fuori dal binario se non usi questo criterio di riprendere con mansuetudine e con purezza. La parte del brano che segue ci induce a onorare le vedovi. Le vedove sono persone importanti nella famiglia spirituale. Abbiamo detto che è una famiglia. E in una famiglia ci sono tanti fratelli, ci sono tante sorelle e qualche volta ci sono anche le vedove. E allora io adesso vi sfido
a riconoscere le vedove che ci sono nella nostra comunità. E così ci scopriremo tutti carenti. Ok? Voglio sentire un nome. 2, 3, 4. Quali sono le vedove della nostra comunità, signori? Non sento nomi. Come? No, alza la voce perché io non ci arrivo. Cristina, sì, è una giovane vedova, come dice il testo, poi vedremo questa parte. Sotto i 60 anni c'è anche un altro ragionamento che possiamo fare. Ma ho bisogno di altri 2 nomi, dai, vi aiuto. Altri 2 nomi. Adriana. Bene. Siete più bravi di me. Perché a me Adriana non era venuta in mente. Mi sono venute in mente altri 2 nomi. Proprio quelli che frequentano abitudinariamente la nostra comunità. Margherita. E ce n'è un'altra che scommetto che non ricorda nessuno? Elvira. E io quando ho letto questo brano, sapete cosa ho fatto? Ho chiuso la Bibbia e ho telefonato a Elvira, alla quale telefono molto poco. Allora, signori, la scrittura ci insegna a mettere in pratica. E io vorrei anche suggerire una cosa. Nel corso di questi prossimi giorni, telefoniamo a Elvira, telefoniamo a Margherita, ma sì, anche a Cristina, ma soprattutto a queste 2. Telefoniamo ad Adriana e stiamo attenti, perché la mente umana si dimentica. Io che sono in contatto spesso con Adriana, non l'ho riconosciuta nel mio elenco, nel mio catalogo, perché è scritto di metterla nel catalogo. Catalogo non è quello con tutti i quadri e le sculture degli artisti. Il catalogo è un luogo della nostra mente dove noi dobbiamo porre queste persone e ricordarci di loro nelle nostre preghiere. Domani mattina lo faremo. Dobbiamo ricordarci la vicenda domani mattina, Riccardo, per pregare per queste signore. E perché noi abbiamo la preghiera del lunedì mattina, alcuni di noi che sono liberi abbiamo la preghiera del lunedì mattina alle ore 10. E quindi le vedove, onorarle. Io scommetto che se qui entrasse il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, che è una regione piccola, 1.200.000 abitanti, noi tutti ci preoccuperemo di salutarlo e di farlo sedere in prima fila, no? Questo non vuol dire che mandiamo via gli altri, ma onorare vuol dire dare importanza e io penso che nessuno di noi chiederebbe a lui la sua tessera di partito. Lo onoreremmo come ruolo istituzionale che lui ha e questo è un onore che spetta alle persone che rappresentano figurativamente delle istituzioni. È come se ci fosse, adesso vedo Riccardo, come se ci fosse il comandante della caserma della Guardia di Finanza. Cioè le persone che sono istituzionali vanno onorate. Ma guardate qui che cosa dice la parola, a più ancora. Se le persone e le autorità devono essere rispettate, qui c'è un amore particolare, perché c'è una preziosità particolare di queste vedove che devono essere addirittura scritte nel catalogo. La vedovanza ai tempi in cui la parola di Dio è stata scritta è un dramma. Oggi ci sono delle misure sociali di contenimento, ma quella volta era un dramma. Onorare presuppone un sostegno economico in quel tempo. Anche oggi onorare presuppone un sostegno economico perché non siamo in un momento storico tanto felice dal punto di vista economico. Quindi è possibile anche che qualcuna delle vedove presenti o future, è possibile che qualcuna possa avere anche dei problemi.
Quindi dobbiamo essere attenti anche a questo aspetto, a quello del sostegno economico. Ma in questo momento noi abbiamo nella nostra comunità delle vedove che non hanno bisogno del sostegno economico, però hanno bisogno della telefonata. E io che vi parlo sono il primo a telefonare poco. Ma guarda, prima di tutto tocca ai genitori, ai figli, prima di tutto tocca che i genitori siano sostenuti dai figli e anche i nipoti, insomma. È un dovere che è riservato prima di tutto a loro, tant'è vero che la scrittura in questo senso è chiara. E chi ha rinnegato la sua casa ha rinnegato la fede ed è peggiore di un incredulo, è scritto. E poi per quanto riguarda l'aspetto dell'assistenza, dobbiamo dire che comunque la responsabilità che viene chiesta agli uomini, alle donne, ai giovani e agli anziani delle chiese non è mai delegata. Quindi non si può dire guarda, intanto sta svolgendo questo ruolo lui e io lo farò il prossimo mese, il prossimo anno, forse mai. Quindi non bisogna mai agire per delega. È vero che i primi sono i familiari, sta scritto, però oltre ai familiari ci sono altri che debbono supportare, sostenere, esortare coloro che sono nel bisogno. E sono tutti chiamati alla responsabilità. Tutti sono richiamati affinché non ci sia una delega istituzionale così, tanto fa lui. La gratitudine è un dovere e il contraccambiare è un altro dei bisogni. Ci sono delle vedove che sono veramente speciali nella scrittura. Vi richiamo a Luca 2, 36 e 37, vi presento ancora una volta, perché l'abbiamo già conosciuta, una vedova veramente speciale. Si chiama Anna questa vedova. I versetti sono 2. Vi era anche Anna, si sta parlando della giornata in cui Gesù è stato presentato al Tempio. Vi era anche Anna profetessa, figlia di Fanuel della tribù di Aser. Era molto avanti negli anni, dopo essere vissuta con il marito 7 anni dalla sua verginità. Era rimasta vedova e aveva raggiunto gli 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio e serviva a Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Ecco come deve comportarsi la vedova. E anche in Prima Timoteo c'è proprio una caratterizzante che ci fa vedere le vedove. Le vedove e l'ospitalità. Qualche volta la donna non è vedova, ma può essere sola e bisognosa di aiuto, come succede ad un'altra figura del Nuovo Testamento che si chiama Febe, una sorella diaconessa della chiesa di Cencrea. Romani 16, versetti 1 e 2 parlano di questa persona che non è vedova, ma che induce a capire come l'ospitalità deve essere importante. Vi raccomando Febe, nostra sorella, che è diaconessa della chiesa di Cencrea, perché la riceviate nel Signore in modo degno dei santi e le prestiate assistenza in qualunque cosa ella possa aver bisogno di voi, poiché ella pure ha prestato assistenza a molti e anche a me. Questa è una lettera che Paolo scrive ai Romani e Roma è distante da Cencrea. Quindi questa diaconessa della chiesa di Cencrea, tra parentesi, nella chiesa possono esistere anche le diaconesse, non ci sono le donne predicatrici nella chiesa che Paolo ha profilato, che Cristo
ha detto essere la Chiesa sua, non ci sono donne predicatrici, ma ci sono delle diaconesse. E la diaconessa Febe è arrivata a Roma da Cencrea, e Cencrea è nella zona di Corinto, è molto distante da Roma, ha bisogno di assistenza. E allora l'Apostolo qui, è sempre Paolo che scrive ai Romani, dice: attenzione ragazzi, datele una mano, perché la dovete ricevere il Signore, in modo degno dei santi. Cioè, voi dovete essere degni di essere ospitali nei suoi confronti, e in qualunque cosa ella abbia bisogno cercate di, come si dice, di darle una mano, di sostenerla. Ma questo darle una mano non è tanto sì, facciamoci coraggio e cerchiamo di, siate attivi nell'assistenza in qualunque cosa ella possa aver bisogno. Questa figura femminile, vedete, non è indicata, la scrittura non dice che è una vedova, ma è una persona che ha bisogno di accoglienza. La famiglia deve sapere accogliere. E per quanto riguarda strettamente il fattore vedove, va indicata che colei che è vedova veramente deve essere sollecitata, supportata con particolare forza, ed ha proprio le caratteristiche di questa vera vedova, una persona che persevera nelle suppliche, nella preghiera. La supplica è una preghiera appassionata, la preghiera è una lode prevalente, notte e giorno, perché quando si dice notte e giorno nel nostro linguaggio comune, almeno qui in area nord Italia, non so come vanno le cose, quando si dice notte e giorno si dice dalle 8 di mattina alle 7:59 del giorno dopo. No, non è così. Quando si dice notte e giorno nella Bibbia si intende quando va giù il sole e quando il sole splende, quando c'è la pioggia e quando c'è il temporale. Notte e giorno si intende in una continuità, e la continuità non è fatta di 24 ore consecutive senza neanche respirare, ma è fatta di una continuità che modula. La tua giornata deve essere modulata nel Signore. Tu non puoi pregare incessantemente dalle 8 di mattina tutta la notte, tutto il giorno, tutta la notte fino alle 7:59 del giorno dopo. Tu devi pregare in modo continuativo e modulandoti sempre nello spirito, e questo è notte e giorno. C'è un'altra figura che appare in questi versetti, e che è quella che invece non può essere posta nello stesso rispetto e nella stessa attenzione di questa vedova che persevera notte e giorno. È la vedova che si abbandona ai piaceri, che è andata oltre, che ha lasciato il suo impegno con Cristo. Una donna che ha una particolare fretta di godere i piaceri, e che qualche volta ha atteggiamenti anche non opportuni, come la curiosità, una curiosità che può essere anche molto particolare dell'intimità delle famiglie. Non sono queste le vedove che la casa di Dio vuole. Qualcuno, leggendo superficialmente questo brano, ha l'impressione: 1, che Paolo sia antifemminista, non è vero. 2, che Paolo si contraddica, non è vero. Paolo non sta dicendo, infatti, che queste vedove non devono risposarsi, anzi, lo dice più tardi, avete sentito? Le giovani vedove si risposino, abbiano figli e continuano. Precedentemente, che cosa ha scritto? Che hanno fretta di sposarsi e basta. Lo rileggo affinché sia veramente chiaro.
rifiuta le vedove più giovani, perché quando vengono afferrate dal desiderio, abbandonato Cristo, vogliono risposarsi. È il versetto 11. Rendendosi colpevoli perché hanno abbandonato l'impegno precedente. Qui Paolo sta dicendo che ci sono alcune vedove che hanno abbandonato l'impegno precedente, che è quello con Cristo, perché il vero impegno è quello con Cristo, e hanno soltanto altre urgenze, altre priorità. Ma più tardi non deve essere considerato contraddittorio se l'Apostolo dice al versetto 14: voglio dunque che le vedove giovani si risposino. Insomma, non devono non risposarsi, si debbono, tanto lui dice voglio che si risposino, ma la priorità deve essere Cristo, non deve essere una pruriginosa volontà carnale. In questo senso va letto, secondo il mio punto di vista, questo brano. Le vedove che debbono essere sempre dominate da Gesù, non debbono cadere nella non priorità. La priorità al primo posto viene Cristo. Irreprensibili. Ordino questo perché siano irreprensibili, avete letto? Non è scritto perfetti. Perfetti non lo saremo mai, nessuno. Solo Cristo è stato perfetto. Noi siamo tutti imperfetti, però dobbiamo essere irreprensibili, dobbiamo mirare al meglio. Dobbiamo essere assolutamente coerenti sulla via della santificazione. E appunto la parola di oggi ci invita ad essere attenti come famiglia anche che prestano attenzione ai genitori. Ai bisogni economici genitori, certo, ma ai bisogni anche spirituali. E i fratelli che hanno i genitori lontani da qui siano molto attenti a questo brano, perché qui è scritto che bisogna pensare ai genitori, e non pensare ai genitori è come rinnegare la fede. Certamente per coloro che hanno i genitori più vicini, che abitano nella zona, è più facile questo, ma vedo che molti di voi hanno i genitori lontani, e coloro che di voi hanno i genitori lontani, perché sì, 700 km sono un soffio, però sono anche lontani, devono essere particolarmente attenti e debbono essere diligenti. Ognuno di noi sa come comportarsi con ognuno di voi. Io i genitori non li ho più. Ognuno di voi sa come comportarsi nei confronti dei genitori, che non vuol dire telefonare ogni 6 minuti, ma che vuol dire non dimenticare. E insomma, rileggo il versetto 8, tanto è chiarissimo: se uno non provvede ai suoi e in primo luogo a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede ed è peggiore di un incredulo. E il genitore non deve essere trascurato, la vedova non deve essere trascurata, il vedovo non deve essere trascurato. La vedova deve essere iscritta nel catalogo, abbiamo trovato, e abbiamo anche detto che questo catalogo è un catalogo mentale. Bisogna considerarlo non un catalogo burocratico, ma un luogo della nostra mente, del nostro cuore, dove abita la solidarietà nei confronti della persona che ha questo bisogno. E riflessione: quanto è solidale il Vangelo delle origini? Quanto è solidale la parola di Dio? Noi oggi parliamo di solidarietà, ci sono anche moltissime organizzazioni che svolgono l'attività solidale, la fanno anche benissimo, ma pensate a quanto è solidale e quanto la parola di Dio riveste un carattere assolutamente positivo dal punto di vista storico, culturale.
parlare di solidarietà 2000 anni fa non era così comune come lo è oggi. Quindi attenzione, essere solidali, soccorrere rispetto a coloro che studiano, ancora una volta, la solidarietà. Gli anziani che tengono bene la presidenza, è scritto al versetto 17 in poi. Il sostegno a chi regge la presidenza. Ecco, precedentemente Salvatore reggeva proprio la presidenza del culto, il sostegno, con la preghiera, con osservazioni che possono essere anche fatte, perché è giusto che che osserviamo a vicenda, che ci diciamo le cose, ma non con critiche accusatorie. In una famiglia ci deve essere l'osservazione, ci deve essere la sollecitazione, non ci deve essere mai la critica accusatoria, la critica negativa. Tutto è fatto per migliorare, tutto è fatto per migliorare noi stessi, tutto è fatto per migliorare gli altri. Qualche volta anche nelle comunità c'è questo atteggiamento, questa cosa qui non funziona, questa cosa qui funziona meno, le sedie non vanno bene così. Si può anche dire le sedie le mettiamo così o colà, però chi ha fatto il lavoro di distribuzione delle sedie ha impiegato del tempo e quindi va assolutamente rispettato. Parlo delle sedie, come potremmo parlare dell'attività online, di tutto quello che sta succedendo. Qualche volta è molto facile sedersi e trovare tutto pronto, no? E dire, guarda, la luce lì mi dà fastidio perché sta brillando, è mai possibile che Gianni Cassisi non si accorga che quella luce lì sta brillando e che la cambi? Cosa gli costa? È molto facile dire, scusa, non ti rendi conto che sta brillando quella luce lì che mi sta rompendo gli occhi? Cambiala, no? È facile dire quando lavorano gli altri e trovarsi tutto pronto. Insomma, prepararsi ad essere sempre dei cristiani attivi e propositivi. E quelli che peccano, sta anche scritto in questo capitolo, devono essere ripresi pubblicamente. Bisogna avere il coraggio di dire di no a certe cose. Bisogna avere il coraggio di dire pubblicamente tu hai fatto questa cosa, ma la scrittura lo dice, quindi non lo dico io. Quelli che peccano riprendili in presenza di tutti, perché anche gli altri abbiano timore. Bisogna avere il coraggio, insomma, di dire le cose come stanno. E ti scongiuro, stai attento davanti a Dio, davanti a Gesù Cristo, davanti agli angeli, osserva queste cose. Non avere pregiudizi, non avere superficialità, perché posso anche avere un pregiudizio, quello che pecca, siccome è del mio paese, non lo riprendo, e quell'altro che è invece di quel paese a 1,5 chilometri da casa mia, lo posso riprendere perché mi è meno simpatico. Una lettera di questo genere presuppone una confidenza e dei consigli. Se l'anziano ti consiglia, non rigettare. E se ti consiglia in un senso, chiediti perché ti sta consigliando. Stai attento, non sei obbligato a prendere per oro colato quello che ti dice, ma ascolta quello che ti viene detto. Ascolta e non giudicarlo un'interferenza nella tua vita. Ripeto, non sei obbligato a darmi ragione o a fare quello che ti consiglio, ma ascolta comunque e rifletti. Gli esempi sono moltissimi. Veramente potremmo fare un catalogo, dato che abbiamo parlato di catalogo di molto ampio. Io ti do un consiglio e tu mi ascolti. Può darsi che il mio consiglio non sia adeguato, o può darsi che
il mio consiglio in questo momento non sia opportuno. Può darsi che tu sappia meglio di me alcune cose, ma tu ascolta sempre quello che ti dice l'anziano e poi fai quello che ti dice il Signore prima di tutto e anche il tuo buon senso. Del resto ognuno sa muoversi nel territorio dei consigli in relazione a quello che è il proprio ambito. È inutile che io vada a consigliare qualcuno di voi sulla vettura che deve acquistare, perché è meglio che io stia assolutamente zitto in questo senso. Però posso anche dirti non fare il passo più lungo della gamba. Se non hai soldi per fare quell'acquisto lì, fai un acquisto più moderato. Questo te lo posso dire e tu puoi fare quello che vuoi, perché non devi rispondere a me, però devi rispondere a Dio delle tue scelte, anche quando le scelte sono così più diverse da quelle del piano ecclesiale. Un'ultima considerazione: il peccato esiste e si vede in qualche caso. In qualche caso il peccato si vede apertamente. In qualche caso il peccato non si vede apertamente, ma sarà rivelato. Alcune opere buone sono immediate, altre si vedranno. Vi voglio portare a riflettere su Luca, capitolo 12, i versetti sono l'1 e 2. Ascoltiamo che cosa dice Luca, capitolo 12, versetti 1 e 2 e facciamo mente locale su questa affermazione. Nel frattempo la gente si era riunita a migliaia, così da calpestarsi gli uni gli altri. Allora Gesù cominciò a dire prima di tutto ai suoi discepoli: guardatevi dal lievito dei farisei, che è ipocrisia, ma non c'è niente di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che è segreto un giorno sarà rivelato. Non c'è nulla di nascosto che non sarà rivelato. È Gesù che parla e lo dice in un momento in cui sta facendo una critica profonda al sistema religioso del suo tempo, al sistema religioso farisaico, e dunque attenzione alla rivelazione del giorno, del tempo, ma attenzione anche alla rivelazione successiva. Ho un altro versetto da proporvi e volgiamo alla conclusione con questo versetto, che è il versetto 16 del capitolo 5 di Matteo. Andiamo a Matteo 5, versetto 16. È un altro di quei testi che ci inducono a fare una sorta di riassunto di tutti i nostri atteggiamenti. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Risplenda la tua luce davanti ai giovani, agli anziani, alle donne, agli uomini della tua vita. Risplenda la tua luce davanti alle vedove. Risplenda la tua luce nella famiglia della Chiesa. Che tutti possano vedere, però anche quelli che sono fuori, le tue buone opere. E in questo modo glorificare il Signore. L'obiettivo dei nostri comportamenti esterni, anche e interni alla Chiesa, esterni ad essa, sono sempre motivati dal fatto che noi dobbiamo mirare alla glorificazione del Padre che è nei cieli.
ed è questa una ultima osservazione che facciamo per questa parte della riunione e vi lascio ancora a Salvatore per la conclusione con una preghiera ancora prima del pane e del vino, con una preghiera perché il Signore faccia sedimentare dentro di noi la sua parola che noi abbiamo letto oggi, ci faccia mettere in pratica. Signore che sei nei cieli, sia lode al tuo nome, perché tu insegni, Signore. Sia lode al tuo nome perché tu solleciti. Sia benedetto il tuo nome, Signore, per quello che abbiamo letto. Ti preghiamo, Signore, anche di benedire le vedove della nostra comunità, Signore. Ti chiediamo di benedire Cristina, che a quest'ora lavora forse. Ti chiediamo, Signore, di benedire Adriana, che è la più lontana. Ti chiediamo, Signore, di benedire Elvira, nella sua vecchiaia, Signore. Ti preghiamo, Signore, di benedire Margherita. Ti chiediamo di benedire queste 4 donne, Signore. Ti preghiamo soprattutto perché da questa parola noi pensiamo ad essere di supporto e di onore per queste donne che ti hanno onorato con la loro preghiera, dando prima di tutto la loro vita a te, quando si sono pentite dei loro peccati e hanno detto: Signore, salvami. Ti preghiamo per queste donne, ti preghiamo per tutta la nostra comunità, Signore, nel nome potente di Gesù Cristo. Amen. Grazie Vito per la parola, grazie al Signore che te l'ha messa nel cuore. Abbiamo tante cose da mettere in pratica, no? Però dando priorità sempre al nostro Signore Gesù. Approfitto per salutare tutti quelli che sono a casa e cantate con noi quest'ultimo canto. Meraviglioso sei, Signore.